Dunque, io sono qui come responsabile regionale dei Seniori del Veneto. Sono entrato nei Seniori del Veneto perché un giorno mi ha chiamato un certo senatore Pianetta e mi ha detto no, lei deve fare questo, così così. Io ho detto che sono in Forza Italia non per cercare posti, io sono un generale in pensione alla Guardia di Finanza, sto bene, ho un difetto, sono sardo, me ne vado in vacanza da giugno a settembre in Sardegna, ho anche una barchetta, quindi immaginate voi, per cui non posso prendere impegni fissi. Questo impegno però mi è piaciuto perché è un impegno che mi permette di gestire la mia persona come voglio io, diciamo, sia pure andando alle riunioni, eccetera. Ma soprattutto quando prendo un impegno in genere voglio fare, perché se lo prendo che ci sto a fare? Ecco perché invito tutti quei miei, purtroppo ne ho trovato pochi per la verità, Adesso è arrivato finalmente anche Renzo, quando Giustino mi ha detto, sa, c'è Renzo Marangoni, io l'avevo conosciuto prima, non lo conoscevo di persona, ma vedevo che era una persona che si dava da fare. Allora, a me sta benissimo, sta benissimo. Nel giro di 7 giorni ha già organizzato un incontro, non posso che dirti grazie. Perché i seniori sono importanti in Forza Italia? L'importanza del seniore se ne è accorto Berlusconi. Se ne è accorto soprattutto nel periodo in cui lui veniva perseguitato in maniera orrenda. Tra l'altro vi ho detto che io vengo dalla Guardia di Finanza e quando chiedevo ai colleghi ma Berlusconi cos'è? Berlusconi è come tutti gli italiani un evasore, perché in Italia è inutile che ce la togliamo dalla testa, ci sono 30-40 milioni di evasori. Io ho un fratello che è di sinistra, aveva una casa che conservava una bella villetta che però in alto non era costruita fino alla fine perché era rudere e non pagava le tasse, poi l'ha costruita completamente e gli ho detto beh hai speso un po' di soldi, sì, 30.000 euro, hai fatto fare la guarda che c'è il rimborso, no, se credevo la fattura ne voleva 50, ecco, gli evasori sono questi, contateli per milioni e poi è inutile che si dica la Guardia di Finanza non fa, poi dice le grosse società evadono, quelle eludono, non evadono, cioè trovano il sistema che gli dà la legge di poter non pagare le tasse, poi sta allo Stato o agli organi dello Stato di inseguirli, perché io ne ho inseguiti tanti, tanto per raccontare, qui c'è gente che ha una certa età, vi ricordate le famose carceri d'oro? Nicolazzi, Darida, arrestati, ve li ricordate? Beh, quel computer a Milano l'ho trovato io. Vi ricordate lo scandalo dei petroli? Arrestato il comandante generale della Guardia di Finanza? Beh, quell'arresto l'ho fatto io. Pensate che io fui trasferito dalla Spezia a Teramo senza promozione, andando a sostituire un tenente che non era neanche, ed ero capitano non promosso, perché mi avevano anche tolto la promozione. Quindi io quello che mi piace nella vita è fare. Berlusconi se ne è accorto, vi dicevo, perché quando veniva perseguitato si è accorto che lui uno zoccolo duro lo manteneva, anche nelle ultime elezioni nazionali ha ottenuto il 14%, abbiamo più di 100 e passa tra deputati e senatori al Parlamento, quindi aveva questo zoccolo duro, ha fatto naturalmente con la sua intelligenza dei sondaggi e si è accorto che la maggior parte dei voti venivano da chi? Dai seniores, dalla gente che aveva superato 55-60. Perché? Perché i seniores sono la storia di un popolo, è la saggezza. Perché la maggior parte, man mano che Forza Italia diminuisce, la percentuale dei seniores che votano Forza Italia sale. Siamo noi che leggiamo Forza Italia. Allora lui ha pensato di incaricare un senatore, che si chiama Enrico Pianetta, e di organizzare i seniores a livello nazionale. Vi posso assicurare che siamo organizzati, anche benino, nel Veneto eravamo organizzati. Poi le vicissitudini, anche perché io devo parlare di come si sono comportati i nostri dirigenti nel Veneto, le vicissitudini hanno allontanato diversi. Io qui avevo un altro che poi se n'è andato, mi risulta, non faccio nomi perché non è il caso, se n'è andato mi risulta con Fratelli d'Italia, vabbè, ma ognuno può fare le scelte che vuole. Allora, se noi ci riusciamo a organizzarci, avendo un responsabile in ogni provincia, un responsabile in ogni comune, incontrandoci spesso, perché questo è importante, io quello che ho sempre detto, se noi non ci vediamo ogni tanto per parlare con le persone, ma anche per mangiare una pizza assieme, non riusciamo a raccogliere, gli altri fanno così. La Lega è continuamente, io ho amici della Lega che sono tutte le sere una cena qua, una cena là, sono legatissimi e si difendono all'interno. Da noi abbiamo avuto dei coordinatori che non hanno mai fatto nulla. A Padova, io sono entrato in Forza Italia, l'ho raccontato prima, per caso,
solo per un caso, ma comunque sono entrato in Forza Italia, mi piaceva l'idea di Berlusconi, quella distinzione importantissima tra l'uomo che nasce libero e lo Stato che gli deve garantire questa libertà, e non che lo Stato ha il potere di togliere la libertà al cittadino. Questa è una distinzione importantissima, per questo sono entrato in Forza Italia. E avevo un club, mi sono iscritto a un club di Forza Italia che ancora esiste, a Padova Azzurra, si chiama, a Padova, dove c'erano, quando sono entrato io erano una ventina di persone. Attualmente siamo con 170 iscritti, tra iscritti e simpatizzanti, quindi questo club è sempre andato avanti, era l'unica organizzazione che c'era a Padova. I coordinatori di Padova, potrei fare i nomi, ma quello che c'era prima, il commissario ha pensato solo a mettere ai posti gli amici suoi per essere eletti in quel periodo, eccetera, non facevano nulla. Un partito che non fa nulla, un movimento che non fa nulla, è un momento fermo. Ecco perché io, devo dirvi la verità, nel Veneto sono soddisfatto di Giustino, qui a Vicenza, che si dà da fare da morire, anche in parte di Padova, però anche quello di Padova sta un po', e adesso spero di avere maggiori soddisfazioni da Renzi. Questa è la situazione, dobbiamo organizzarci in questo modo, se ci riusciamo contiamo di più. Il problema qual è? Il problema è che noi togliamo potere a quelli di Forza Italia che sono nominati. Ecco, qui per esempio avete un coordinatore provinciale, sicuramente la presenza di Renzo dà fastidio perché toglie potere. Quello non si rende conto che se lui è in quel posto è perché Renzo e gli amici di Renzo gli hanno dato i voti, non se ne rende conto, e questo lo dobbiamo combattere. Io l'ho detto anche, io partecipo a tutti i coordinamenti regionali di Forza Italia e sto cercando di far capire che io faccio questo lavoro senza nessun interesse, non voglio un pucco, non voglio un posto, non voglio un incarico, non voglio nulla. Io sono anche revisore contabile, perché sapete, come ufficiale della Guardia di Finanza, essendo anche laureato, sono automaticamente iscritto nei revisori contabili. Mi hanno offerto anche posti da destinatario, io non ne voglio di questi posti, però voglio salvare la mia dignità. Io all'interno del partito devo contare un po', se no è inutile che sto lì, che faccio? E questa sarà una difficoltà grandissima, che tu c'hai l'esperienza che hai, è inutile che io te la spieghi, però sicuramente tu, Gabriele, questa è una difficoltà grandissima, ma quello che conta, Berlusconi ci ha detto, voi andate per conto vostro, perché lui non può dare l'ordine a dire a quelli, guardate che questi, voi andate per, e noi andiamo per conto nostro. E vuole un candidato per la regione. E vuole un candidato per vogliamo, per questo ha detto Berlusconi che alla regione, alla provincia, ai comuni ci sia sempre uno o due candidati dei signori. Questo l'ha detto Berlusconi, l'ha scritto, e loro debbono chiamarmi quando è il momento, perché se non mi chiamano urlo anche, perché è inutile stare, ripeto, quando uno prende un incarico o lo fa o non lo fa. Infatti a molti che non lo facevano, scusa, non ti piace, prego, grazie, arrivederci, non c'è nessuno da sostituire, non fa tutto. Meglio nulla che a te che non fai niente, quindi questo è importante che lo teniate presente. Perciò invito anche voi di dare una mano in questo caso, perché abbiamo bisogno di muoverci, e tra l'altro ci sentiamo anche vivi. Io alla mia età, lui la racconta sempre, io ho 80 anni, intieri, compiuti da poco, però gioco ancora a tennis, ma 2 volte alla settimana, tanto per essere, io sono del 22 novembre del 39, quindi non nascondo la mia età perché non ho nulla da nascondere, ringrazio il Padre Eterno che mi ci ha fatto arrivare, se mi ci ha fatto arrivare anche in buona salute, però anche con tutta l'età che ho, se mantengo questi carichi è quel che faccio, se no il giorno dopo chiamo Pianetta e gli dico: caro Enrico, arrivederci, tante belle cose, io ho la Sardegna finché è campo, che mi può far vivere. Chiudo questa parentesi sui seniores, perché non voglio neanche dilungarmi, perché adesso oggi non è potuto venire anche perché lui ha fatto questo incontro così improvviso. Noi abbiamo un professore che si chiama Pellacani, che è ordinario di diritto del lavoro all'Università di Modena. Il professor Pellacani ha fatto un lavoro molto dettagliato sui furti che hanno fatto a noi pensionati per la mancata perequazione delle pensioni. Noi non lo capiamo e non lo vogliamo capire, però la battaglia la dobbiamo fare, perché la legge dice che la pensione va perequata all'andamento dell'inflazione. Ha iniziato Prodi a togliere questa perequazione, lasciandolo solo ai pensionati che superavano 3 volte il minimo,
Berlusconi quando è venuto l'ha tolta, cioè ha rimesso la perequazione, è ritornato Prodi l'ha tolta, è ritornato Berlusconi l'ha rimessa e sono ritornati quelli della sinistra l'hanno tolta. Adesso lo stesso governo di adesso, noi dal 1° gennaio del 2020 dovevamo avere la perequazione, è intervenuta una norma ultimamente, per altri 2 anni ci ha tolto questa perequazione. Vi dico solo, io poi ti manderò, se tu lo vorrai distribuire, io l'ho distribuito, questo è il lavoro di Pellacani, se voi avete l'email la date lì a Renzo e ognuno di voi se lo lega questo lavoro. Vi dico solo alcune cifre, perché chi è in pensione può rendersi conto di cosa ha perso. Allora io vi dico alcune cifre soltanto. Chi prende una pensione da 2.000 euro al mese, 1.500 netti, finora ha perso 12.000 euro. Chi perde una pensione di 3.000 euro al mese, 2.100 netti, finora ha perso 30.000 euro. Non so se sono stato chiaro. Pensione da 4.000 euro lorde, 2.008 nette, ha perso 48.000 euro. Queste sono le cifre. Ora fatevi i calcoli chi è in pensione e rendetevi conto di cosa abbiamo perso. Noi questa battaglia la dobbiamo vincere. La dobbiamo vincere, questi soldi ce li dà. La Corte Costituzionale ha già detto che noi abbiamo diritto ad avere, ma Renzi l'ha girata in un altro modo con una legge particolare. Abbiamo ricorso adesso alla Corte dei Conti di Trieste perché stiamo viaggiando per Corte dei Conti regionali. La Corte dei Conti di Trieste ha rimesso alla Corte Costituzionale dicendo che noi abbiamo ragione. Quindi anche seguire queste cose fa parte della nostra vita, sono i nostri interessi, ecco perché vi dico, cercate in tutti i modi di darvi da fare, non so se siete tutti di Rovigo, ma non credo, ci sono i paesi qua vicino, provincia. Cercare di nominare un responsabile dei seniori in ogni comune o 3 comuni vicini, per esempio lui ne ha alcuni che hanno 3 comuni e ogni tanto all'interno di questi comuni organizzare qualche incontro, una pizzata, una mangiata di pizza, un incontro, parlare, prima di tutto ci si sente vivi e poi facciamo anche i nostri interessi.